Professor Zanini, è un grande giorno oggi. È un giorno di festa, un giorno di felicità, perché riconosciamo un dovuto tributo a uno dei padri del Friuli, della cultura del Friuli. 97 anni, 70 anni di produzione scientifica e una vitalità che è un po' il segno della vitalità di questa terra e di questo popolo. Buongiorno professore, lei è uno dei grandi saggi del Friuli. Il cantiere Friuli ha bisogno anche di idee nuove. Lo so. Quale potrebbe essere un'idea nuova per rilanciare il nostro territorio? Pensarci bene e portare avanti ogni progetto degno di realizzazione, ma insistere e non aver paura di chiedere. La cultura del Friuli, nel futuro del Friuli. È una domanda un po' difficile, ma io me la cavo dicendo sarà il posto che noi meriteremo. E qualche merito l'abbiamo noi altri, no? Ne abbiamo passate tante. Benvenuti a tutti in questa giornata di festa. Voglio innanzitutto portare alle autorità, a tutti i presenti e al nostro laureato, il professor Gianfranco Daronco, il più caro e sincero saluto di tutta la comunità universitaria dell'Ateneo di Udine. Con oggi compiamo un altro passo di segno diverso, ma non meno importante, anzi per certi versi più significativo. Gianfranco Daronco è nato a Udine il 19 ottobre 1920. Si è laureato in materie letterarie all'Università Cattolica di Milano nel 1944. Successivamente si perfezionò in filologia romanza. Divenne assistente volontario di filologia romanza all'Università di Trieste e incaricato presso l'Università di Padova e di Trieste. Nel 1976 entra come professore straordinario di antropologia culturale all'Università di Siena, sede di Arezzo. Poi ritorna all'Università di Trieste alla facoltà di Magistero, dove ha insegnato fino al 1995. È impressionante la sua bibliografia, le sue collaborazioni scientifiche sono di livello europeo. La sua grande opera di comunicazione è tuttora instancabile, così come la diffusione della cultura che prosegue senza sosta con un'incredibile costanza ed energia da oltre 70 anni. Così si esprime il magnifico rettore dell'Università di Udine, Alberto Felice Tettoni. Spiccati i meriti scientifici e accademici derivanti da attività di docenza e di ricerca, continua il rettore, e quindi l'Università di Udine ha ritenuto doveroso attribuire la distinzione con laurea magistrale honoris causa in italianistica al professor Gianfranco Daronco. In nome della legge, vista la deliberazione del giorno 3 maggio 2017 del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, dove si propone di conferire la laurea magistrale honoris causa al professor Gianfranco Daronco, nato a Udine il giorno 19 ottobre 1920, per il rilevante contributo da lui arrecato alla vita culturale, politica e istituzionale del Friuli per oltre un settantennio, di seguito al secondo conflitto mondiale, e per gli spiccati meriti accademici e scientifici espressi nell'instancabile opera di docenza e ricerca universitaria, nonché di comunicazione culturale. Inoltre, per il ruolo primario nella proposta e realizzazione di un Ateneo friulano con sede a Udine, della cui fondazione nel 2018 ricorrerà il 40° anniversario, vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicata con nota del 6 settembre 2017, conferiamo al professor Gianfranco Daronco la laurea magistrale honoris causa in italianistica. Complimenti!
Dal punto di vista accademico si tratta di un riconoscimento normale, continua il rettore dell'Università di Udine Alberto Felice Tetoni, che qualsiasi università avrebbe potuto corrispondere al professor Daronco. Bisogna vedere questo conferimento da un altro punto di vista, continua il magnifico rettore dell'Università Friulana. Come ben sappiamo, dall'atto costitutivo l'Università di Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile e sociale della rinascita economica del Friuli e di diventare organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli. Quella legge, continua il magnifico rettore, è il frutto di un percorso al quale contribuirono singole personalità, come quella di Tarcisio Petracco, grazie al sostegno di 125.000 friulani e friulane che firmarono la petizione popolare, venne istituita l'Università del Friuli, anche su spinta di Tarcisio Petracco, ma anche su spinta di Gianfranco Daronco, fra i primi sostenitori dell'Ateneo friulano. Essi raggiunsero l'obiettivo di istituire l'Università del Friuli. La militanza di Daronco fu della prima ora, continua il magnifico rettore. Fino al 1945 aveva sposato le idee di Tiziano Tessitori, che fu tra i fondatori nel 1947 del Movimento Popolare Friulano per l'autonomia regionale. In questo contesto di rivendicazioni e speranze avanzò anche un primo progetto per l'istituzione di un'università ladina di ispirazione prevalentemente umanistica. Non se ne fece nulla, ma eravamo nel 1948. Ma oggi il professor Daronco sa bene che non si smette mai di imparare e insegnare, e credo, termina il magnifico rettore nella sua prolusione di presentazione, che questa sia la ricetta migliore per mantenersi giovani. Bravo professor Gianfranco Daronco. Tutti facciamo meglio a studiare, voglio dire, tutti abbiamo bisogno di leggere, di imparare, di studiare per arricchire il nostro patrimonio, e così si arricchisce un po' anche chi sta vicino a noi. Una grande emozione. Mi è dispiaciuto che è stata rivelata la mia età, questo mi do. Ma certo non immaginavo un concorso così e una festa così, ed sono anche un po' come spaesato, non credevo tanto. Professor Daronco, 97 anni, anche Nereo Perini, so che vi sentite spesso, è a casa ma lo vado a trovare. Saluti tantissimo. Lo so che vi sentite al telefono. È un gentiluomo Perini. Perini è un gentiluomo. È un bravo uomo, un gentiluomo e un bravo insegnante. Bravo insegnante, avete tutti e due 97 anni. Vi siete amici? Occorreva dirlo. Lo diciamo a tutti che siete eternamente giovani. Il professor Daronco nell'arco di questi anni ha costituito un faro, e con la sua coerenza, il suo impegno e la sua tenacia ha costituito effettivamente nell'arco dei decenni un orientamento per il nostro Ateneo, che sulla base anche dei suoi insegnamenti continua a lavorare per lo sviluppo e la conoscenza della lingua e della cultura friulana intesa in senso ampio, in senso lato, e continua a fare alta formazione a favore dei friulani, di quelli che vengono a studiare qua, dando un contributo sostanziale al miglioramento della nostra società, della nostra terra. Cara professoressa D'Orlando, il professor Daronco è una pietra miliare nell'autonomismo di questa regione. Sì, sicuramente, e per noi come Ateneo è veramente un orgoglio averlo potuto insignire della laurea honoris causa, perché la sua storia e quella del nostro Ateneo sono legate in modo molto particolare, e noi stessi ci mettiamo in gioco in prima persona col progetto di Ateneo Cantiere Friuli. Magnifico, un'altra importante tappa di questo cantiere Friuli. Sì, una tappa importante, un riconoscimento a una persona che associa un'umiltà profonda, tipica del friulano, però anche una caparbietà, una capacità di lavorare fino a 97 anni, finché c'è il soffio della vita, una persona che ha un amore per il proprio territorio, per la cultura. Per noi era un'occasione imperdibile poterlo annoverare tra i nostri laureati. Una persona che ha dato tanto e mi auguro possa ricevere molto da questo territorio, che credo gli debba tributare un impegno non solo profondo culturale, ma anche una passione civile da cui i giovani possono imparare. Nei prossimi anni, magnifico, questo territorio dovrà avere un input forte dell'Ateneo friulano
perché è un punto di riferimento essenziale per rivedere un po' anche gli equilibri del patto territoriale e anche gli investimenti in cultura. Ma noi riteniamo che l'università abbia due ruoli fondamentali, quello di un agente, diciamo, di sviluppo, di start-up, di nuove conoscenze e quindi inserita perfettamente nel ciclo economico, ma anche un secondo grande ruolo che è quello di costruttore di cultura, che è alla base della democrazia, che poi è alla base dell'equità sociale e quindi un grande ruolo sociale. Noi siamo dentro i due grandi circoli, quello economico e quello sociale e culturale. Per questo riteniamo che il nostro esistere è perfettamente integrato con i due circoli fondamentali dello sviluppo economico e culturale. In questo contesto si inserisce Cantiere Friuli, che è un'iniziativa voluta dal magnifico rettore dell'Università di Udine Alberto Felice De Toni. L'università che ricostruisce un obiettivo principale che si pone il rettore friulano, che è quello di produrre idee, ragionamenti e progetti per il Friuli, in una prospettiva di ricostruzione e di percorsi di sviluppo che facciano proprie alcune linee guida forti come quelle che hanno improntato la stagione della ricostruzione, da mettere a disposizione dei decisori e dei policy maker e in ultima istanza di tutta la popolazione.